Buonasera a tutti, BCTV, Tenova de Oie, di Duoso del Capitani, Dua Mizza e Vinti Kimbe. Bene, che a su solita venimo a dire, danno una pratedda Saida, come che si presenta, ecco, questa è la figura de Oie, come che si vede, abbiamo Sannughes, che sono sopra de Saida, quasi all'incorniciale, alla che regalo più bella, te canto bella, este. Bene, dimorite non era su Saravallo, appunto coccolato, di su tutto, insomma, viene la saldecche, poi comincia a spalazzare un poco per mantenere nuvole presente, che potuto da dia 27 gradi temperatura massima, 17 gradi temperatura minima. Amos un dia de casa, mercolesi, coculato tutta die e poi spalazzata verso l'albato di ortaidie. 28 gradi, temperatura massima, 17 gradi, temperatura minima. Abbiamo ritenuto da oggi e quindi una nuova, insomma, che non ha lasciato un po' transito, praticamente sono ascendito sul posto, ma adesso si sposta già che bisogna in bici e incanterato tutto quanto sul macchinario, come si vede, ma questo tipo di macchinario è difficile da scassinare lì e quindi l'unica è sta appunto anche lo stirare come hanno fatto in occhio, insomma, pare che già cosa la panfata in primo manzano, la panfata è chi insomma si è appampicato tutto tramite un camiego, uno degli, ma non altro, che in Bergenne questo degli a cantupare tata vina già tamponato la macchina de Pintus, insomma, che parcheggiata, non è che non vi fai parcheggiata comunque accanto parete, va tapito un tamponamento come intesino in Bergenne. Ecco, questo è esteso di scarso il suo muro, come si vede sul muro non è manco metà resistente e quindi anche la tirata all'impio sul macchinario, insomma, non hanno apito grande difficoltà. Tanto è che come questo tipo di macchinario lo so un po' nell'interno proprio però anche in maniera che non si può da scendere che in un escavatore non riesco io come questo con te che l'ha panterato ma sicuramente io chiaro a tiro mezzo oltre su delle poi che lo tirare insomma dai in un bel posto e poi viene anche lo caricare di sicuro nel giotto viene già un escavatore o qualche cosa sul genere naturalmente tutta roba urata che ha in cui abbastanza telecamera non riesco a calare la Paninbertu ma a calesiata a Paninbertu va sempre telecamera che sicuramente lo ha filmato bene te potremmo andare che non è una bella presentazione del Saida questa poi a questo appuntamento importante che abbiamo le cortese aperte in un bel del meta rivista insomma l'amo la bellezza che in gigantografia che monumento e così via però la rendere pure attrattiva e poi basta tu non nuda insomma può rovinare tutto questo travaglio speriamo che non che la gente comprenda e chi iscata che visti non è scusto che visti este attiru e pensano a vivere attiru che invece vinnasa. Bene, andiamo da innanzi, da uno stoccamento del subbando si comunica che presso la biblioteca comunale possono essere posate la domanda per i seguenti rimborsi. Assegno di studio per studenti di scuola secondaria di primo grado e superiore anno scolastico 2024-2025. Documentazione necessaria, compilazione del modulo di domanda e poi insomma pagella, attestante eccetera eccetera certificazione ISEE non superiore a 20.000 euro valida alla data di scadenza della presentazione della domanda. Abbiamo lui 7 anni cortes apertas o autunno in Barbagia che non su 6 e su 7 su questo mese. No che abbiamo tutto appunto il Depland che è stato
distribuito veramente veneato e ne siamo scontenti. No, abbiamo già visto parecchie via, quindi poco voglia che lo brincamos e andiamo a tornare a rammentare che è incominciata la ginnastica d'urche in bici, è cominciata dai capitani poi al femmine, dai l'Antugaino, però solo femmine. Bene, andiamo sul giornale e dimoslo. Però, mi interessa questa notizia numero 1, non è andata a finire, non questo. Esa 1, non è andata a finire, eccolo qua. Roberto Cadello nell'ufficio di gabinetto di Ciccolini. È stato appena nominato coordinatore della programmazione e delle relazioni esterne. A un mese e mezzo dalle dimissioni di Roberto Cadello, ritorna a far parte della dimissione, Roberto Cadello ritorna a far parte dell'ufficio di gabinetto dell'amministratore della provincia Giuseppe Ciccolini, ma questa volta con il nuovo ruolo di coordinatore della programmazione delle relazioni esterne dello stesso ufficio. La nomina con decreto dell'amministratore porta la data del 20 agosto. Cadello avrà un compenso sulla base di quanto fissato per i dipendenti degli enti locali, sia che si tratti di dirigenti sia di incarichi non dirigenziali. Per l'inquadramento del neoassunto nel livello più alto si prescinderà comunque dal titolo di studio, previsione che elimina in partenza ogni eventuale limite dell'inquadramento stesso. Ciccolini ha posto alla base del suo provvedimento, come affermato nel decreto di nomina, la valutazione del curriculum di Cadello ritenuto adeguato per l'incarico all'interno dell'ufficio di gabinetto, ufficio che lo stesso amministratore ha organizzato con un atto firmato appena un giorno prima rispetto al decreto anzidetto. Questa volta con una deliberazione del 19 agosto assunta con i poteri della giunta provinciale. Oltre al posto di coordinatore della programmazione, Ciccolini ha previsto le figure di capo di gabinetto, del coordinatore dell'attività interna dell'ente e l'addetto stampa, nomine che prescindono da selezioni, come è scritto nella delibera, e che vengono assegnate dall'amministratore per intuito personale, ossia con una scelta che viene in rilievo la persona del collaboratore, a prescindere dalle altre valutazioni. Tra le previsioni, quella della durata dell'incarico, che non sarà più lunga di quella dell'amministratore, in questo caso, o del presidente una volta che sarà eletto, a cui si deve la nomina. E quindi restano in carica, viene a scrivere Ciccolini, però non isco di Ciccolini 1, este valido per Ciccolini 2, probabilmente a essere eletto presidente oppure questo decadini, ma non è stato nominato a scomo, quindi non restano in carica manco un mese. Vabbè. Vabbè, vai a comprenderli. Allontanamento volontario, ritrovato Francesco Corda, Cosuchetti sparito, l'uomo sta bene, era in una casa rurale vicino alla diga di Pedra e Ortai, si era allontanato volontariamente e con sé aveva portato abbondanti provviste in vista di un'assenza prolungata. Non aveva avvisato nessuno, né familiari né amici, generando preoccupazione tra i suoi cari e nella comunità dorgalese. Dopo giorni di ricerche serrate, Francesco Corda, 64 anni, è stato ritrovato in buone condizioni di salute dai carabinieri di Dorgali. L'uomo si trovava in un'abitazione rurale in località Illoghe, nei pressi della diga di Pedra e Ortai, Pedra e Ottoni. La sua scomparsa era stata denunciata il 27 agosto dalla figlia ai carabinieri di Pontuquatu. Va bene, andiamo da innanzi.
Il governo deve alla Sardegna almeno 200 milioni per il 2025. L'assessore al bilancio Giuseppe Meloni oggi al Ministero dell'Economia. Con lui i presidenti delle altre regioni a statuto speciale chiedono più risorse. Il governo non ha saldato quanto dovuto all'isola, ha erogato solo una piccola parte delle risorse, manca l'unanime. La norma prevede che 7 decimi dell'IRPEF spettino alla regione, ma nella pratica le cifre le conosce solo il governo. Cioè, stesse che viciti, e che partiti. Per l'insularità vogliamo capire le reali intenzioni del governo, come riconosce gli svantaggi e come li vorrà compensare. E in cui batte scritto a perdonare. Gallo in questa storia dell'insularità. L'isola rimane nel mio DNA, ai giovani dico non andate via, siamo nel DNA di Francesco De Muro, tenore importante, che si racconta, la mia terra è famiglia, il mare è vita. Puntare sulla lirica è stato rischioso, ma con fede e sacrificio ce l'ho fatta. Siamo un popolo ricchissimo di storia e abbiamo tante risorse, ma ci ritroviamo spesso a piangere per chi parte. Certo, bisogna rimanere, dico ai giovani non andate via però, il sepuro non veste. Rinnovabili contro l'isola, l'assedio delle torri eoliche, Estero Sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, con le procedure accelerate basta l'ok di un tecnico ministeriale per autorizzare impianti come quello di accumulo a Mogorella. Se tutti i progetti andranno